Eccoci qua amici, un mio più cordiale buon di tutto e che le stelle siano sempre con voi, con felicità, benessere soprattutto. Allora, in questo video voglio parlare di ritorni e legamenti d'amore. Se esistono, se non esistono. Spiegazioni in merito, perché tante persone si lamentano che si recano da operatori esoterici e non risolvono niente. Allora, iniziamo nel dire che il legamento d'amore esiste, come esiste anche il ritorno. Perché la magia non è quella che voi pensate, la magia non è quella che prendete la bacchetta magica, no, la magia è energia, quindi se l'operatore esoterico possiede queste energie, e allora queste energie le si vanno a mettere a disposizione per l'operato che mi viene chiesto, è chiaro, no? Quindi se io, operatore esoterico che sono, mi chiedete un ritorno d'amore e io possiedo queste energie le vado a sfruttare per far sì di influenzare mentalmente, psicologicamente la persona da far tornare. Quindi li si va a mettere nella mente della persona che vi ha lasciato la vostra immagine, affinché che questa persona non ne può fare a meno di voi. Quindi viene chiamato comunemente un ritorno d'amore, perché se prima non torna non la possiamo legare. Viene prima effettuato un ritorno d'amore, dopodiché si va ad intervenire per legarlo a voi e per allontanarlo da tutte le altre donne al di fuori di voi. È chiaro? Perché amici, allora, amiche e amici, parliamoci chiaro. Oggi con Facebook, Instagram, WhatsApp, le zoccole sono aumentate. Scusatemi se io sono chiaro, aperto, perché amo farmi capire a modo mio. Quindi le zoccole ce ne sono tantissime e quindi chiunque uomo può cadere nella trappola di una zoccola di turno che si mette lì su Facebook o Instagram o WhatsApp a farsi il nuovo amante, il nuovo compagno, il nuovo amico, la nuova scopatina ultimo minuto. È così. Allora, onde evitare tutto questo, io dico sempre, voi donne, anzitutto, prima che, se volete bene una persona, se ci date al vostro uomo, prima di succedere l'irriparabile, quindi legatelo a voi, in modo tale che se voi avete dei dubbi, già sentite in aria un po' qualcosa che non va, correte ai ripari, regatevi non dico regatevi da me, a me io sto qua, chi mi vuole, chi non mi vuole come operatore esoterico, quindi regatevi da qualcuno, fate legare a voi la persona amata in modo tale che non vi lascia più. Quindi, invece, per coloro che vogliono far tornare il proprio innamorato, sappiate che io effettuo questo tipo di ritorni d'amore in 35, massimo 40 giorni, però se mi seguite attentamente, perché è successo anche che alcune persone, io le dicevo di non chiamare il proprio uomo e loro lo chiamavano, io le dicevo di non mandargli messaggi e loro mandavano messaggi,
io dicevo di non indagare, loro andavano a indagare sul proprio uomo, cioè diventando proprio una possessività unica. Allora se avete questa abitudine, se avete questo carattere, da me non vi dovete proprio regare, perché dovete seguire alla lettera quello che io dico se volete far tornare il vostro compagno. Se no, regatevi da qualcun altro, andate dove volete voi, perché io questo tipo di persone non le accetto. Chi vuole avere un ritorno d'amore, un legamento d'amore via via, deve seguirmi attentamente di tutto quello che io gli vado a dire, se no perdiamo tempo, voi perdete denaro e io perdo tempo, e io questo sinceramente non lo ammetto, ok? Quindi, ritornando al discorso di prima, il ritorno d'amore esiste, il legamento d'amore esiste. Se l'operatore esoterico possiede questa energia, io vi dico che è possibile intervenire ed è possibile dare un aiuto a chi veramente ne ha bisogno. Perché io sento dire a volte che, perché effettuo consulti in privato, e durante la fase di questi consulti che io vado ad effettuare, sento lamentele che persone veramente fidanzati da 7 anni, 8 anni, si lasciano per un altro amore. Mogli e mariti sposati da 12, 13, 14 anni si innamorano di una donna, i propri mariti si innamorano di una donna, uomini di 60 anni si innamorano di una donna di 20 anni lasciando moglie e figli. Piacesse pure a me. Piacesse pure a me sta cosa, napoletanamente parlando, piacesse pure a me. O no? Mica sono offesso. Ma facciamo gli uomini, se si ha una compagna a fianco bisogna rispettarla, se si ha una compagna bisogna rispettarla, ed ecco che purtroppo zoccole in giro ce ne sono tante, e quindi succede anche questo, che un marito lascia la propria moglie con i figli per andare via con una ventenne, e io ne sento di cotte e di crude. Ecco che tante persone si rivolgono a me per risolvere il loro problema. Io voglio solo dire che per risolvere i vostri problemi sentimentali, ritorni d'amore, legamenti d'amore, anzitutto c'è bisogno di analizzare il caso. Quindi quando mi chiamate non dovete fare altro che dico altro in che senso? Non dovete fare altro che chiamarmi, raccontarmi la vostra storia, dopodiché una volta che mi avete raccontato la vostra storia io vado ad analizzare, perché assente che sono un veggente, vado ad analizzare il vostro problema e vado a vedere se si può intervenire, perché non sempre si può intervenire. Se voi vi legate da me dopo 7-8 mesi che vi siete lasciati, non penso che possa aiutarvi. Si può tentare, ma non è facile come se si lega da me qualcuno che si è lasciato da 1 mese, 2 mesi. Allora, detto questo, volevo ricordarvi ancora che io effettuo 2 lavori al mese, quindi quando mi chiamate e mi raccontate la vostra storia per un ritorno d'amore, se rientrate in quel percorso, in quel periodo dei 2 lavori al mese, io vi ci ficco dentro, come si usa dire, e vi vado a inserire e vado a operare per voi. Se purtroppo già ho preso tutti e 2 impegni, tutti e 2 lavori durante la fase del mese in corso, dovete aspettare il prossimo mese. Questo è tutto il discorso. Però tentare non nuoce. Chiamatemi, raccontatemi la vostra storia, io vi dico il percorso da seguire, vi dirò la tempistica, vi dirò i costi e tutto quanto. Perché ricordatevi, la magia esiste, gli operatori esoterici esistono, è chiaro che ce n'è di cotte e di crude in giro. Ora non è che sto qua a dire che io sono l'unico più bravo, no, ce ne sono tanti bravi, però io ripeto, quando
bisogna recarsi da un operatore esoterico per non rimanere illusi, ecco, per non rimanere fregati, allora io dico sempre aggiornatevi su YouTube. Se andate dal mago Chiappariello, come si usa dire, dico un nome così, e lo scrivete su YouTube, deve uscire tutta la storia della vita, del percorso che ha fatto questo mago Chiappariello. Se non trovate niente di questo mago Chiappariello su YouTube, vuol dire che è uno che sta lì tanto per aspettare il pollo da spennare. Ma se andate a scrivere, per dire, il Santone di Avella, che sono io, su YouTube, vedete che esce tutta la mia storia, la mia vita dal 1979 a oggi. I miei video, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, Sky, escono tutti i miei video. Quindi sotto a questo video, a proposito, voi trovate i link dei miei siti web, dei miei blog, dove trovate tutte le testimonianze, dove trovate le tante recensioni che mi appartengono. Ok? Allora, se avete bisogno di me, amici miei, questo è il numero che vedete in sopra nello scroll, nello scroll su questo video. Potete chiamarmi e possiamo parlare dei vostri problemi. Ricordatevi, ritorni d'amore li vado ad effettuare con un risultato di massimo 40 giorni, però possono succedere anche in una settimana, come 10 giorni, 11 giorni, se mi seguite attentamente. Gentilmente, schizofrenici, quindi persone schizofrenici, donne col cervello che non state a posto, donne esaurite, non mi chiamate proprio, perché vi mando a quel paese. Io accetto telefonate di persone serie, persone intelligenti, persone che seguono quello che io dico, non persone che stanno col cervello fuso, che magari vi siete rivolti a tanti maghi, tanti cartomanti, tanti persone che del mondo esoterico che vi hanno illusi, che vi hanno fregato, poi mi chiamate a me e pretendete, volete dettare legge. Le leggi le detto io, se no vi mando sempre a quel paese. Questo sono io, se vi fa piacere di avere a che fare con me. Se no, gentilmente giratemi alla largo e andate da chi volete voi, perché io sono un professionista serio, sono un onesto operatore esoterico. È chiaro? Detto questo, vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento per un prossimo video. Ciao a tutti, arrivederci.